Questa è una giornata importante per Columberto perché rimarcate il fatto che voi siete terra di ciclismo dei tempi del grandissimo Bottecchia. Assolutamente sì, non potevamo non farci mancare un'occasione come questa che era meravigliosa e propedeutica anche al 2024, perché nel 2024 Ottavio Bottecchia festeggerà i 100 anni dalla vittoria del Tour de France. È stato uno spunto che è arrivato dalla Presidente della Proloco e abbiamo immediatamente colto l'opportunità, fatto la richiesta RCS che in 2 giorni ha dato il suo ok per quanto riguarda il passaggio del Giro per Colomberto. Penso fosse doveroso per omaggiare il nostro concittadino e per iniziare anche un percorso che coinvolgerà tutta la comunità in vista del 2024 con un centenario importante della prima vittoria al Tour de France. Un trevigiano d'eccezione, un sportivo, ma soprattutto un bersagliere che è stato arruolato nel 6° reggimento bersaglieri come ciclista ardito e ha combattuto la prima guerra mondiale sul Carso e poi sul Piave. Quindi voi non lo ricordate solo come grande sportivo ma anche come bersagliere. Diciamo per noi è un onore, un piacere e una soddisfazione aver avuto un grande eroe tra noi iscritti bersaglieri e soprattutto un grande combattente della prima guerra mondiale. Eccoli qua, i pronipoti di Ottavio Bottecchia. Che tipo era, che cosa si diceva in famiglia, che cosa le raccontavano? È un grande campione perché dico che dopo 4 anni di guerra andare a vincere il Tour de France, sì che l'ha fatta la guerra, andare a vincere il Tour de France non è da tutti.